Allora, prima che suoni, compito per lunedì, tema, il titolo, prendete nota per favore, racconta di un luogo che ti manca e dove vorresti tornare. Lo ripeto, racconta di un luogo che ti manca e dove vorresti tornare. Senza che ce ne accorgiamo, ci sono luoghi che si radicano dentro di noi, diventano parte di ciò che siamo. Poi, un giorno, senza preavviso, ci rendiamo conto che non ci appartengono più. O meglio, siamo noi a non appartenere più a loro. Quel posto sembra così lontano, però ricordo ancora le risate nei corridoi, il passaggio delle auto davanti all'ingresso, la cartella che sbatte contro le gambe mentre cammino verso casa. Cose piccole che sul momento non apprezzavo. Non c'era fretta, nessuna corsa. Forse era quello il problema. Era troppo lento. Io guardavo avanti, vedevo il progresso, una realtà nuova, dinamica, veloce, ma ero bloccato, sempre nello stesso punto, trattenuto in una prigione di cristallo. Mi piaceva il teatro. In centro ce n'era uno che si chiamava il Roma. Ci andai per un'ultima volta. Quella sera inscenavano il Caligola. Mi ricordo una frase. Questo mondo, così com'è, non mi piace. Io voglio la luna. Forse era un po' diversa, ma il senso è quello. Mi rimase impressa perché mi capitava spesso di sentirmi perso, sempre nel posto sbagliato. Forse volevo vivere nel futuro. Mi ricordo di Napoli. Partimmo per la gita il 10 aprile. Erano tutti impazienti, ma nessuno era emozionato quanto me. Finalmente un po' di movimento. Ricordo il rumore delle ruote sull'asfalto, gli scossoni quando prendevamo una buca, l'aria che entrava dai finestrini semiaperti. Della città mi è rimasto il profumo del mare, il calore della gente, la confusione, il buon cibo e il sole, ma più di tutto la sensazione che il sogno di quella realtà che immaginavo si potesse avverare. Troppo poco siamo rimasti all'Hotel Commodore. Il rientro è stata una dolorosa separazione, un risveglio brusco. Ma poi è successo. Il mio trasferimento è stato improvviso e decisamente inaspettato.
Quando sono arrivato qua ero molto confuso, ma mi sono adattato in fretta. Il futuro, gli anni 2000, sembravano così lontani. Nel 64 nemmeno potevamo immaginare la vita di un adolescente come quella di un ragazzo di oggi. Eppure, eccomi qua, l'unica persona in grado di dirvi com'era e com'è essere 17enni. Ma dovevi scrivere qualcosa di vero, mica inventarti storie. Dai, ora è tardi, dobbiamo andare. Hai ragione, lo rifarò. Arrivare qui è stato come tirare un sospiro di sollievo. Finalmente, pensavo, un mondo che viaggia con il mio stesso ritmo. Tante possibilità per cambiare le cose, tante le cose cambiate. Mi sento me stesso in questo tempo.